Io ringrazio tutti, sono molto felice anche di vedere tante persone perché la sala è enorme, ma il numero delle persone è molto grande, era difficile riempirla ancora di più e mi complimento per gli organizzatori. Mi piace anche molto che l'invito venga fatto da questa associazione che si chiama Democrazia Diretta. Democrazia, ovviamente tutti sappiamo perché, ma diretta è un'ulteriore importante specificazione della democrazia che ci porta a pensare ai sistemi più avanzati dove la democrazia viene esercitata, non dico quotidianamente, ma quasi, grazie per esempio a degli strumenti importanti come i referendum, e poco fa si è fatto riferimento proprio alla Svizzera, che è un grande esempio in tal senso. Tra le altre cose, la Svizzera è anche un grande esempio, come lo può essere la Germania per altre ragioni, ma guardate caso che i paesi dove c'è un tasso di democrazia diretta maggiore sono i paesi dove c'è maggiore benessere e c'è anche maggiore PIL. Noi infatti studiamo non solamente il PIL, che è il prodotto interno lordo, no? E quindi la produttività di un sistema, che è molto importante, ma studiamo anche il benessere. Il benessere è lo star bene. Allora c'è l'esempio tipico, no? Quando si fa un incidente stradale, non facciamolo, ma se si dovesse fare, l'incidente stradale aumenta il PIL, perché la macchina si rompe, perché bisogna mettere a posto il guardrail, ahimè se qualcuno si fa male ci sono spese sanitarie, ma non è benessere, vuol dire star male, ma il PIL aumenta. Mentre invece il benessere è altra cosa, quindi non c'è un collegamento per forza fra l'uno e l'altro. Se per esempio qualche paese, mettiamo per esempio un paese a caso, gli Stati Uniti, aumenta fortemente il PIL, come è stato nel penultimo trimestre, e poi si scopre che l'aumento del PIL è dovuto soprattutto all'aumento della spesa per armamenti, allora voi capite che è vero che c'è qualcuno che produce di più, che crea più armi e che ci sono le imprese che lavorano, però bisogna calcolare anche l'altra faccia della medaglia, il cosiddetto danno collaterale, che la produzione di armi evidentemente serve anche per le guerre e quindi per provocare disastri, per uccidere. Quindi sono due esempi che sono molto importanti. Fra l'altro gli Stati Uniti era all'epoca di, se non sbaglio, Kennedy, che venne fuori proprio il discorso del benessere, anche perché esso è previsto all'interno della Costituzione americana. Sono a volte delle contraddizioni, no, che ci sono nei paesi. L'altra cosa che mi ha molto fatto piacere è di vedere un numero così ampio di sindaci, e anzi se poi i sindaci vogliono dare una mano, dare il loro parere, anche la loro critica su quello che io andrò a farvi vedere, questo è molto ben visto. Io proprio quando ho visto che c'era un numero così alto di sindaci ho detto, beh, questo è l'ambiente giusto per far vedere questi studi, perché vedete, in sostanza questi studi non vogliono, come diceva qualcuno prima di me, andare contro qualcuno, ma vogliono mettere in evidenza, e provate a pensare ognuno di voi se questo non è vero, anche chi non è sindaco, il fatto che noi viviamo in un sistema che è diventato talmente oppressivo, vedi con le tasse, vedi con la complicazione burocratica, vedi con un sacco di leggi leggine che non riguardano solamente il rapporto fra la pubblica amministrazione e il soggetto privato, ma riguardano anche il rapporto fra più soggetti pubblici, i quali si mettono quasi l'uno contro l'altro, si lanciano le carte, ognuno per dimostrare qualcosa. Vedo che qualche sindaco annuisce, ma anch'io sono in un'istituzione pubblica, guardate che è una vita impossibile. Noi abbiamo sempre più persone del nostro personale che devono essere impiegate per stare dietro le complicazioni che lo Stato ci impone una dopo l'altra a ogni momento. Io ormai l'ho chiamato il babysitting ministeriale, no? Quasi che siamo dei bambinetti che abbiamo bisogno di essere condotti per mano, ma il genitore non è un bravo genitore, perché non ci responsabilizza, non ci fa crescere, anzi crea una situazione di impotenza. E io l'ho vissuta andando anche in alcuni incontri di comuni dove non c'è solo il problema del denaro, perché io adesso guardo i numeri, ma i numeri possono voler dire soldi, ma non c'è, magari fosse solo il problema dei soldi che mancano, che vengono portati via,
sono stati portati via tutti gli strumenti, anche per esempio legislativi o regolamentari, o qualsiasi strumento che è collegato al concetto dell'autonomia. Io non dico il concetto dell'autonomia, sapete dal greco, è la possibilità nomos è la legge, la regola, di mettersi delle proprie leggi, perché viviamo in un sistema complesso, ma viva Dio, su alcuni temi ci sarà la possibilità di poter avere una certa autonomia. Mi viene in mente, senza andare tanto distante, per chi ha figli, il tema delle scuole. Ma è mai possibile che per risolvere il problema di una scuola dove magari c'è da dipingere o c'è l'intonaco che cade, abbiamo bisogno di andare a domandare il permesso a un ministero, direttamente o indirettamente? Ma ci rendiamo conto che questo vuol dire un suicidio collettivo? Quindi il discorso che viene fatto qui può sembrare un discorso appunto venetista, ma venetista non è un discorso che viene fatto da chi dice cerchiamo di salvare il salvabile, cerchiamo di salvare questo paese, e se non è possibile salvare il paese cerchiamo di salvare almeno quelle componenti, quelle regioni che tutti i numeri dimostrano tengono in piedi questo paese. Perché se io con le tasse vado a distruggere qualsiasi speranza anche di ricrescita nei prossimi mesi, chi ci guadagna? Ma ci guadagnano le regioni più povere? No, perché distruggendo le regioni più competitive e più ricche, alla fine, da chi andiamo a prendere i soldi per aiutare i più poveri? Diventiamo tutti poveri. Ma è questo che l'Italia vuole? Guardate che tutte le politiche che vengono portate avanti a livello nazionale, no? Noi molte volte siamo portati automaticamente, credo soprattutto i veneti che hanno un forte rispetto dell'autorità, a pensare che tutto quello che arriva da dei livelli di autorità o che arriva da livelli alti, nazionali, mondiali, europei, dobbiamo inchinarci, perché sicuramente è qualcosa che noi non saremmo in grado di fare, è sicuramente giusto, sono bravi, sono più bravi di noi. Beh, guardate che se voi fate un'analisi delle politiche nazionali, ahimè, sempre di più anche di alcune politiche di governo europeo e di governo mondiale, stiamo su delle politiche, forse mancano i leader, forse mancano le competenze, forse il sistema è diventato troppo complesso, nessuno neanche più riesce a governarlo a livello mondiale, a livello nazionale. Stiamo arrivando a delle politiche che sono suicide. Nel caso dell'Italia, rimaniamo perché sennò andiamo oltre, andiamo troppo fuori, noi abbiamo una politica suicida, abbiamo nessun aiuto, anzi problemi che vengono quotidianamente fatti per il sistema produttivo che noi come sistema camerale vorremmo rappresentare, costantemente problemi, tasse, la giustizia che non funziona, la complicazione amministrativa, non lo diciamo noi, lo dicono tutte le classifiche internazionali, la corruzione, la malavita, la mafia che controlla tutto, che conquista tutto, e quindi paese, l'Italia sta distruggendo queste economie. Dall'altra parte abbiamo un sistema che si è sempre abituato a vivere dei soldi di coloro che erano più produttivi. Ma abbiamo fatto del bene? È come i nostri figli inondarli di denaro nella ottica di una totale deresponsabilizzazione, senza nessun controllo. Così è stato fatto, e lo vedremo anche con i numeri, per tanti anni, e continua ad essere fatto oggi. E alla fine il risultato qual è? Che noi abbiamo distrutto, peggio che un bombardamento, tutte le possibili attività produttive di un'importante area del paese che ha ricevuto troppi denari. Abbiamo compresso l'economia di chi poteva essere competitivo, abbiamo un paese che salta. Questa è la situazione che poi ha come finale, e come vedremo dopo, un aumento fuori controllo del debito pubblico. Perché in una famiglia, in un'azienda, c'è un indicatore abbastanza semplice che ci dice se stiamo sbagliando, se stiamo facendo bene. Un'ottica di normale gestione, non quando c'è l'imprevisto, se cominciamo ad indebitare l'azienda, ad indebitare la famiglia, le cose non stanno andando molto bene. E questo sta succedendo a livello nazionale. Medicine contro questo? Nessuna. Perché noi ci siamo occupati dei numeri del livello nazionale, europeo e mondiale? Beh, primo, perché sappiamo che siamo in grado di farlo, anche se siamo solamente nel Veneto e non in una grande capitale tipo Roma, Berlino, Bruxelles o Washington. Siamo in grado di avere questi dati, anzi molti da quelle capitali vengono a chiederceli le informazioni.
Abbiamo detto dobbiamo essere coscienti di ciò che sta avvenendo, perché se siamo coscienti e abbiamo i numeri sotto mano, almeno riusciamo a capire quale può essere il nostro futuro. Quindi la nostra intenzione con questi studi è di aprire gli occhi, di stare tutti attenti a quello che sta succedendo e ovviamente ognuno nella sua libertà può prendere le proprie decisioni. Ebbene, partiamo subito da dei bei dati, da dei dati positivi, perché ne vedremo, scusate il raffreddore, ne vedremo di positivi, ne vedremo di negativi, ma appunto il realismo vuole vedere tutti. Prima di tutto un grande complimento soprattutto a chi fa attività di impresa all'interno di questa grande sala, comunque a chi lavora tanto, perché vedete che il Veneto ha un PIL, in questo caso guardiamo il PIL, quindi non solo il benessere ma il PIL, ha un PIL alto, più alto rispetto della media, della media dei paesi europei presi a 28, più basso forse di alcune regioni, di alcune aree dell'Europa, però è un PIL di tutto rispetto. È un PIL importante, fra l'altro come concetto di benessere sappiate che la ricchezza del Veneto è molto distribuita, questo è un concetto di non poco conto. I paesi dove la ricchezza è più distribuita, cioè dove c'è meno concentrazione di ricchezza, c'è un capitale sociale ed umano più alto, cioè il senso civico. Per esempio il Veneto eccelle per numero di donatori di sangue, questo è senso civico, questo è capitale umano. Ricordiamoci che non c'è sviluppo economico se non c'è capitale umano. Non è lo sviluppo economico che genera il capitale umano, il senso civico, ma è esattamente l'opposto. Il Veneto riuscirà a vincere sempre se manterrà un alto capitale umano, un alto senso civico. E quindi questo dato del PIL è uno specchio appunto di un capitale umano che nonostante tutto riesce a resistere. Un altro dato molto importante, se voi guardate la competitività del sistema, voi lo vedete, il Veneto, noi prendiamo il Veneto comunque molto grande, lo vediamo anche dopo nella slide dopo, il Veneto è molto grande, quindi, anzi non è stata messa, o sì è stata messa, scusatemi. Il Veneto ha un alto tasso di competitività, vedete c'è solo l'eccezione del Lussemburgo che ha un tasso di reddito altissimo, è un paese piccolo, è stato gestito diciamo sempre in maniera molto oculata, chi conosce il Lussemburgo sa che sono molto sparanini, quando ci sono stati momenti di crescita hanno messo da parte i soldini, non avendo debito pubblico praticamente non hanno il fardello, la zavorra che abbiamo noi. E quindi è un paese che si può permettere oggi di essere il paese più ricco, anche ripeto se molto piccolo. Ma il dato bello che noi dobbiamo guardare è questo: noi non viviamo in una realtà periferica, in una realtà che conta nulla, noi viviamo in una realtà importantissima che è un punto fondamentale del nostro sistema. Noi siamo una regione che come PIL è più grande di 10 dei 28 paesi che oggi costituiscono l'Unione Europea. Più grandi. Allora, è vero che molti dicono che siamo un gigante economico e un nano politico. Può anche essere vero, però guardate che comunque quando una regione ha questi numeri e soprattutto è posizionata nel cuore dell'Europa, volenti o nolenti noi siamo un pezzo fondamentale dell'Europa. Quindi per questa ragione noi dobbiamo far sentire la nostra voce, ma non per un bene nostro egoistico, ma per il bene di tutta l'Europa. Noi infatti stiamo portando avanti col nostro ufficio europeo un progetto e avremo anche una visita molto importante il 5 di febbraio che arriverà al Consiglio regionale del Veneto, e ci tengo a dirlo perché sembra che arrivi magari qualcuno di cattivo, brutto e cattivo, per noi invece non lo è, vi spiego anche perché. Arriva nostro ospite il presidente della Bundesbank. Il presidente della Bundesbank è importantissimo perché la Bundesbank è la banca centrale tedesca, quella che governa anche un pezzo
della Banca Centrale Europea. Ebbene, noi perché lo volevamo e siamo riusciti ad invitarlo? Perché volevamo far vedere ai nostri amici, e sottolineo ai nostri amici tedeschi, che grazie, ma noi dobbiamo ringraziare reciprocamente perché siamo in legami fortissimi con la Germania e quindi conviene a noi di andare tanto d'accordo con i tedeschi, perché non solo sono ricchi, ma vengono tantissimi qui e per esempio il turismo, che vedevo anche, si vorranno far vedere delle diapositive su questo, se tiene botta in questa regione in questo momento è grazie soprattutto alla componente tedesca, perché sono molti, sono più di 80 milioni. Ebbene, perché volevamo? Perché, e vi farò vedere i numeri, noi stiamo già attuando una politica di austerità, che è quella che vuole la Bundesbank. È qualche giornale, è qualcuno che dal livello nazionale, che vuole forse sprecare, che dice fermiamo le politiche di austerità, continuiamo a indebitarci, continuiamo a caricare il peso del nostro PIL, del nostro benessere sui nostri figli e nipoti magari, no? Bella questa cosa qui, invece di lasciare l'eredità, lasciamo i debiti. No, non va bene. Ma non credo che sia solo il cittadino veneto a pensarlo, il cittadino tedesco, è un concetto generale, è un concetto fondamentale in una società che vuole avere uno sviluppo sostenibile. Quindi noi non è che ce l'abbiamo su con chi dice non indebitiamo il nostro futuro, perché fa parte di quello che i veneti fanno ogni giorno, ma noi lo vogliamo far capire che in questo paese ci sono delle regioni, non solo il Veneto, che lo fanno costantemente, che lavorano, non generano debito pubblico e fanno una politica costante di austerità nelle famiglie, nelle imprese e anche nelle pubbliche amministrazioni. E la nostra speranza, il nostro auspicio è che questa entità, che sta facendo degli errori, anche l'entità e l'Unione Europea sta facendo degli errori, poi ve ne dico subito uno che ci riguarda direttamente e dopo non so cosa dirà l'avvocato Morosin perché riguarda i temi che lui affronta, i suoi studi eccetera. Questa entità, che è l'Unione Europea, deve rendersi conto che se noi andiamo avanti, ecco perché i nostri studi, a lavorare in Italia con le medie nazionali, noi ci autodistruggiamo. Non possiamo lavorare con le medie nazionali, noi dobbiamo, ogni regione o ogni macro regione, analizzarla con i suoi vantaggi, con i suoi problemi, con i suoi pro e con i suoi contro, e se ci sono dei problemi trovare delle medicine adeguate a quella regione, a quella macro regione, cosa che non facciamo mai. Il nostro sistema statale non lo fa mai e questo è un guaio, è una parte di quel suicidio. Cosa sbaglia l'Unione Europea in questo? Nell'Unione Europea noi abbiamo un trattato, il Trattato di Lisbona, perché guardate che quello che diciamo è tutto secondo legge. Il Trattato di Lisbona dice che c'è la sussidiarietà e parla e consacra il principio di sussidiarietà, voluto per primo dalla Germania, perché la Germania è una struttura federale con dei Länder. I Länder sono stati a tutti gli effetti, federati. Quindi anche in questo senso la Germania non ci può essere molto nemica, perché la Germania non sarà mai contro di noi, contro le nostre regioni, sarebbe contro se stessa. La Germania vuole regioni forti in Europa, perché così ha degli alleati, quando si vota, che diranno di sì alla sussidiarietà e alla valorizzazione della democrazia diretta. Ecco l'associazione di democrazia diretta. Quindi, questa sussidiarietà, i funzionari dell'Unione Europea, che cosa hanno fatto per attuarla? Vi posso confermare nulla. Né i politici né i funzionari. Cioè noi abbiamo un grandissimo principio, un grandissimo obiettivo che è la sussidiarietà, è uguale federalismo, è uguale responsabilità, eppure non è stata, come si dice, proceduralizzata. Cioè non è stata individuata ancora nessuna procedura per attuare la sussidiarietà. E questa è una cosa scandalosa ed è avvenuta a livello europeo. Forse non solo manchiamo di leader nazionali, ma manchiamo anche di leader europei. Anche questo è un grande dubbio, un grande cruccio, e quindi dobbiamo avere ancora più responsabilità a livello regionale.